Mamma mia, voglio. Mamma mia, allora io è vero che sono 2 o 3 giorni che sto influenzato, eccetera, a livelli di tosse, raffreddore, mal di ossa. Ma voi qua mi facevano pure i mali cuore, qua, ma maronna, veramente. Mamma mia, Pompei, all'ultima tutta, pure ci hanno fumato il gol, ci hanno fumato. Un secondo tempo che a me un po' mi è piaciuto, sinceramente. Ma Simeone si è fumato quello gol, ma come è possibile? La metto per sotto la foscoletta e ha segnato là. Mamma mia, voglio, o cuore, ci la verità, è caduto proprio in di palle, che carico. Mamma mia, veramente, ma proprio mamma, Carmen. Mamma mia, Pompei, eppure le occasioni, come vi ho detto, le abbiamo avute il primo tempo. Ok, il secondo tempo poco mi è piaciuto, poco mi è piaciuto. Voglio, ma che lo spilungone quando bippa lungo, Billy. Mamma mia, ogni coscia su 2 quattro. Ma proprio lui, lo Billy. Voglio, è la pazzia, la pazzia, la pazzia, la pazzia. Chi secondo me all'ultimo attuzionare per Billing buttare la palla là, non so come la pareva. Quindi papà lunghezza, o spilungone, non può spilungone. Di mascale 10 metri, ma adesso quando chi le cose, ma pare papà a giraffa. Comunque importante, è bene quello che finisce bene. Ci mettiamo di nuovo a -1 dall'Inda. Domenica è interessante la giornata di domenica perché noi andiamo a Venezia, che ogni partito, lo sapete, io non sottovaluto nessuno. Noi andiamo in Venezia e ci sta una partita proprio importante, sta proprio Atalanta-Inter e noi andiamo a Venezia, quindi ce l'abbiamo più facile anche che sulla carta. Quindi, anche se come vi ho detto io non sottovaluto nessuno, ma nessuno non sottovaluto. Però sulla carta ovviamente noi la teniamo più facile, alle 12:30. E poi giù. E lo che mi pare, lo che mi pare. Comunque rimane sempre fatto che il campionato, mo ci mancano nati 10 partite, stanno nati 30 punti, è sempre lungo. Quindi, però a me la soddisfazione che c'è da tenere proprio cuciato a cagare. E che sto cuciato a casa da te, noi, che voi dicevo, ti fai cuciato di cipolle. E così, vabbè, voglio, forza Napoli sempre, perché tutto il resto, calcisticamente parlando, è monnezza e sicchino. Ecco, Bippo, dica, ciao, voglio, bacio, e forza Napoli.